solidarietà ovviamente da parte mia e di tutta la Prefettura alle famiglie che sono state colpite, molte abitazioni, diverse ahimè anche quelle che sono le attività e quindi ahimè si è inciso veramente sulla vita delle persone. La Prefettura è comunque al fianco dei sindaci per dare una mano. Fin dalla serata di lunedì la Prefettura ha seguito con attenzione quanto avvenuto a Morgano e nei comuni limitrofi, un ruolo di coordinamento quello della Prefettura non solo in materia di emergenza per quanto riguarda la tromba d'aria e le fasi successive con l'inoltro della richiesta di stato di calamità alla Regione, ma il ruolo della Prefettura, ha spiegato il rappresentante territoriale del Governo, è anche quello di permettere ai sindaci di interfacciarsi con l'esecutivo e per questa ragione il 2 ottobre a Treviso arriverà il sottosegretario all'economia, i massimi dirigenti del Ministero. L'obiettivo è quello di permettere ai sindaci di far sentire la propria voce direttamente a chi ha potere decisionale in materia di patto di stabilità. Questi comuni virtuosi dove gli amministratori locali sono riusciti effettivamente a risparmiare e a fare una buona gestione, su questo è un tema importante e delicato. Dedicheremo una giornata di incontro con i vertici del MEF che ho voluto convocare qui in Prefettura, con tutti i sindaci, in modo tale da poter fare un confronto sul quadro e fare tutti i chiarimenti del caso. Un'altra considerazione il prefetto l'ha dedicata all'accoglienza. Almeno altri 300 sono i profughi che arriveranno in provincia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Eppure tra i sindaci qualcosa sta cambiando e anche qualcuno tra quelli che in un primo istante si erano detti contrari sarebbe tornato sui propri passi, offrendo la disponibilità. Sono contenta di poter registrare che l'ospitalità comincia a essere garantita a un numero sempre più numeroso di comuni.